filtri né censura. Diamo voce alla nostra gente. Va ora in onda Filo Diretto. Buongiorno carissime amiche e carissimi amici di RPL, benvenuti al consueto appuntamento del venerdì con l'agricoltura, Mondo Agricoltura, questo appuntamento che va in onda da novembre con Lorenzo Viviani, deputato della Lega della Commissione Agricoltura. Ciao Lorenzo, buongiorno. Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti i radioascoltatori, buongiorno a tutti voi. Allora Lorenzo, dove ti trovi oggi precisamente? Tu che viaggi tutta l'Italia da nord a sud ogni weekend, giusto? Dove sei oggi? Oggi sono a Porto Garibaldi, sì. Poi mi sposterò su Pila, quindi zona Emilia, confini del Veneto, un incontro tutto pesca. Per conoscere meglio la realtà locale, che già conosco abbastanza bene, però è giusto insomma cercare di essere sempre sul territorio, perché come tu vedi, anche così per l'agricoltura, sì. ci sono problemi macro nel campo agricolo, campo pesca, poi ci sono quelli micro legati alle realtà locali, legati alla burocrazia locale, comune, regione, e quindi bisogna sempre essere al pezzo e portare insomma un po' la testimonianza del territorio a Roma. Ecco. Certo, quindi Porto Garibaldi è in provincia di? Porto Garibaldi, qua siamo vicino a Ferrara, un'ora da Ferrara. Mi hai preso su una domanda in geografia che adesso mi daranno 4 perché la provincia non lo so, guarda, quindi insomma hai preso nel... Va bene. Fai certe domande, dobbiamo coordinarci prima, non mi puoi chiedere domande di geografia. Senti. Che poi mi facciai buttare No, va bene, quindi insomma stai girando, ci stai spiegando appunto il motivo. Certo, un posto meraviglioso, una marineria ancora viva, sempre marinerie purtroppo che sono sempre più sempre meno, perché quando va nel mondo della pesca purtroppo soffriamo proprio il ricambio generazionale e lo stress, perché molte volte i pescatori si stancano. Di combattere contro i regolamenti, si stancano di combattere contro la burocrazia impellente, e quindi abbandonano questo mestiere. Allora Lorenzo, con noi oggi Antonio abbiamo abbiamo ospite già al telefono, prego presenta tu. Sì, ciao, allora saluto e presento la nostra Maria Assunta, candidata nel collegio di Sassari in Sardegna. Lei ha una storia molto speciale perché oltre ad essere avvocato è una allevatrice, ha un'azienda zootecnica, è una persona speciale che ho conosciuto in Sardegna la settimana scorsa durante il mio ciclo di incontri, e insomma mi faceva piacere sentire la trasmissione. Intanto ti saluto, ciao Maria. Sì, salutiamo. Perché volevo sentire proprio una testimonianza dell'umore che abbiamo in Sardegna, poi si può parlare un po' della sua vita, della sua terra e il sentiment che c'è in questo momento in Sardegna. Sì, io dottoressa la saluto, volevo aggiungere rispetto a Lorenzo che il suo allevamento di ovini è precisamente a Nora Gugume, giusto? Sì, ecco. È a Nora Gugume, ubicato nella provincia di Nuoro. Benissimo, allora come ha detto Lorenzo ci può aggiornare rispetto a questa questione dei pastori sardi? Prego, lasciamo a lei la parola. Diciamo che a seguito delle varie proteste del mondo agropastorale per il basso prezzo del latte ovino, qui in Sardegna sono intervenute diverse persone, diverse autorità politiche nazionali. È intervenuto il ministro dell'agricoltura Gianmarco Centinaio, è intervenuto anche Matteo Salvini. Diciamo che da tempo non si vedevano tali autorità nel territorio per affrontare questo tipo di problematiche. Questo aspetto è molto importante per noi perché finalmente la politica si è avvicinata alle nostre problematiche. Devo ricordare tra l'altro che il problema del prezzo del latte è un problema che è nel nostro territorio da sempre. Io ho 43 anni e ho da sempre sentito parlare appunto del prezzo del latte, senza che mai nessuno vi facesse seriamente un qualcosa. Occorre anche ricordare che il nostro settore, il settore agroalimentare, è il motore trainante dell'intera economia della Sardegna. Sì, benissimo. Quindi, prego. Devo dire anche che appunto il loro intervento è stato estremamente importante e
soprattutto perché si sono messi immediatamente a disposizione per mediare tra le parti interessate e trovare insieme la miglior soluzione possibile alla vertenza. Sì. L'aspetto positivo maggiormente percepito dal mondo agricolo, ma anche dai sardi tutti, è stata la presenza della massima autorità in materia, ossia del Ministro dell'Agricoltura Centinaio, per parlare direttamente con gli attori principali della vertenza. Stesso discorso valga anche per il nostro capitano Matteo Salvini, che si è attivato direttamente per cercare appunto di dirimere la vertenza. In Sardegna, per tali motivi, devo dire che si respira un'aria di cambiamento, nonostante i vari tentativi di sciacalli e vandali, che nulla però hanno a che fare con il nostro mondo, col mondo agricolo. E infatti agli incontri pubblici che si sono tenuti dai ministri della Lega, Salvini e Centinaio, vi hanno, devo dire, partecipato migliaia di persone, riempendo le piazze delle principali città della Sardegna, come Sassari, Alghero, Ozieri, Cagliari, quindi diciamo che la presenza dei ministri della Lega è stata veramente importante per noi. Sì, benissimo. Allora c'hai da aggiungere qualcosa e da chiedere qualcosa alla dottoressa Argiolas? Sì, Anto, dicevo che è inequivocabile l'impegno che è stato messo fin dall'inizio dal governo, nella figura del ministro Centinaio e del nostro Matteo, ma il discorso è che lo Stato può fare tanto, però arriva fino a un certo punto. Qua sono anni di latitanza della politica, anni di latitanza delle associazioni di categoria che insomma erano quelle che dovevano traghettare ad un allevamento 2.0, 3.0, chiamatelo come volete, però un allevamento, fare organizzare i produttori fra di loro, rendere i produttori proprietari del proprio latte. Ecco, adesso il governo può dire tanto, può fare tanto, può cercare di dare delle garanzie e deve far uscire dall'emergenza queste persone, ma il compito poi sarà quello di fare da regista, quindi un attore terzo, fra dei privati, cioè fra consorzi, e fra il consorzio, fra gli allevatori e soprattutto fra gli industriali, perché deve esserci un percorso di filiera trasparente, un percorso di filiera che vada a valorizzare l'anello debole, cioè quello dell'allevatore, e soprattutto nei consorzi che devono essere rappresentati in maniera maggiore gli allevatori. Fatemi dire l'ultima cosa che è molto importante, il fatto che nell'ultimo tavolo che c'è stato è stato messo un prefetto sopra il consorzio per cercare di capire le dinamiche e soprattutto controllare il lavoro che ha svolto e che svolgerà in futuro. Benissimo. Allora, dottoressa, ci vuole aggiungere qualcos'altro? Vuole raccontarci qualche altra novità? Altrimenti purtroppo i tempi sono stretti e dobbiamo salutarla. No, non ho altro da aggiungere. Spero che insomma che la Forza Sardegna, avete il futuro nelle vostre mani. Ecco. Mi raccomando, il futuro è nelle vostre mani. Un caro saluto, Maria. Ci sentiamo domenica. Ciao. Allora, grazie mille alla dottoressa Maria Assunta Argiolas. Allora, Lorenzo, non abbiamo specificato all'inizio il tema. Adesso entriamo nel vivo della nostra puntata. Il tema è quello dei fiori. Abbiamo scelto questo tema, parliamo di fiori e lo facciamo subito al telefono con noi. Abbiamo il signor Luca Lomonaco direttamente dalla Sicilia, dall'azienda florovivaistica Sicil Flora, situata precisamente a Vittorio in provincia di Ragusa, per parlare di un fiore importante, di un bel fiore colorato che è la gerbera, giusto? Buongiorno signor Lomonaco. Buongiorno a tutti. Ho pronunciato bene il nome di questo fiore? Gerbera, sì. Gerbera, sì. Allora, signor Lomonaco, ci può raccontare proprio come si coltiva questo fiore, quali sono le caratteristiche, di che cosa ha bisogno, quali cure ha bisogno, perché appunto i fiori hanno bisogno di numerose cure. Ci racconti un po' tutte le particolarità, le caratteristiche e delle cose carine su questo fiore, prego. Allora, noi siamo un'azienda trapassata già da padre in figlio, e diciamo che è iniziato 30-40 anni fa mio padre con questa azienda di produzione di gerbere, e noi onestamente ci è
piaciuto proseguire questa strada e continuarla. Tra l'altro perché la gerbera è un fiore che nel trasporto la gerbera ha problemi nel trasporto, cioè tramite un impacchettamento particolare non occupa tanto spazio e perciò noi possiamo usufruire del mercato locale e del mercato italiano. Così non può entrare altre produzioni dall'estero e abbiamo poco concorrenza su questo punto. Gerbera diciamo che è tipo una margherita, no? Tipo una margherita molto grossa con tantissimi colori. Diciamo che è una tra le culture florovivaistiche più costosa, perché fare un impianto di gerbera non è di tutte le aziende che da oggi a domani possono farlo. Già partiamo da una piantina molto costosa e poi proseguendo il corso della crescita esigenze molto particolari di cure e anche di temperature, perché come sappiamo in inverno scende la temperatura, perciò ha bisogno di un riscaldamento o di essere riscaldata, un ambiente climatizzato. Tra l'altro è una pianta delicata che può prendere tante malattie, anzi su questo punto di vista possiamo trattarla con antiparassitari che sono sul mercato e non abbiamo problemi di cadenza del fiore, perché poi nel senso che non è commestibile e non dobbiamo aspettare che c'è la cadenza dei giorni per poter raccogliere e poi venderlo. Comunque Lorenzo, vuoi fare buongiorno Luca. Buongiorno, ciao. No, a parte che tu vieni da una terra bellissima, la Sicilia, vieni da la capitale che è un po' del settore agricolo della Sicilia, che è Vittoria, capitale la fascia del Ragusano, della Sicilia, la fascia del Ragusano è molto sviluppata nella produzione di fiori, florovivaistici. Di fiori. Ecco, ti volevo chiedere una cosa, ma la tipicità, il fatto com'è il clima, è proprio una zona adatta, una zona che si la Sicilia è molto adatta alla produzione di fiori. L'unico problema, perché abbiamo tantissima luce anche in inverno, in estate invece abbiamo il problema inverso, tanta luce, però è temperatura alta. L'unico problema sono i 2 mesi estivi, luglio e agosto, che ci viene male a coltivare, ma secondo me su 10 mesi l'anno la Sicilia è un buon territorio per la coltivazione di fiori. Però purtroppo molte aziende grosse, molti imprenditori grossi tipo olandesi hanno preferito andare a produrre in paesi tipo Kenya, Etiopia e non in Sicilia per il problema, uno, della logistica, perché le infrastrutture stradali sono quelle che sono in Sicilia e purtroppo la logistica è scarsa, possiamo dire, e invece loro producendo in questi paesi hanno anche i costi di manodopera molto bassi e risparmiano anche sul costo della manodopera e la loro logistica sfruttano una buona logistica, perché quando il fiore viene raccolto, subito raccolto e viene spedito con i cargo, arriva in Olanda e viene smistato. Questo a noi ci frega. Noi che produciamo il problema infrastrutturale siciliano non è un gap che subisce. Perché se io produco in Sicilia, per far arrivare la mia produzione al nord Italia ho bisogno di 2 giorni, quando l'Olanda ha bisogno solo di un giorno solo.
Certo. Questo è il problema. Signor Lo Monaco. Ma è un problema che mi hanno segnalato anche i tuoi colleghi dell'ortofrutta, ed è un peccato perché è per quello che insomma sicuramente bisogna investire in infrastrutture, bisogna investire in quelle che sono i collegamenti, perché è assurdo avere un giardino, se ci crediamo nella Sicilia possiamo formare una bella zona di produzione. Benissimo. Ci sono belle aziende, ci sono aziende più grosse d'Europa che producono fiori. Tipo noi siamo l'azienda più grossa d'Italia con le gerbere, altre aziende più grosse con altri articoli, però se noi ci crediamo e abbiamo qualche aiuto, penso che possiamo andare avanti. Certo. Allora, signor Lo Monaco, grazie Luca per averci dato questo spaccato, insomma, un po' insolito. Conosciamo la Sicilia per tante sue qualità, la sua bellezza, le arance, abbiamo parlato della frutta, era giusto anche parlare dei fiori siciliani, che sono una realtà importante. Grazie Luca per essere stato qua con noi oggi. Grazie mille, grazie mille. Prego. Allora, Lorenzo, abbiamo al telefono dalla regia il Giulio Carnelli mi dice ok, abbiamo al telefono anche un altro titolare di un'azienda floricola, questa volta siamo ad Albenga, un paese in provincia di Savona. Abbiamo con noi io aggiungo Pronto. nella presentazione il futuro sindaco di Albenga. Anche perché qua... Ecco, sì, lo stavo per dire, candidato sindaco ad Albenga, il signor Gerolamo Calleri. Buongiorno. Esatto, buongiorno. Ciao Lorenzo. Buongiorno Gerolamo, buongiorno, ciao carissimo. Ecco. Adesso scusami, la presentazione giusta la faccio io, perché qua giochiamo in casa. Oltre ad essere un produttore, lui è il nostro futuro sindaco, il nostro candidato sindaco e futuro sindaco di Albenga, e quindi insomma ci potrà... parliamo di candidati veri, ecco, il bello della Lega, di candidati veri, candidati che arrivano dal territorio. Prima abbiamo finito il collegamento con la nostra allevatrice, nonché avvocato, insomma, senza sminuire il ruolo degli allevatori, però persone vere, persone di azienda, persone che lavorano e che possono portare a livello amministrativo veramente un cambiamento. Sì. Gerolamo, te la faccio la domanda a bruciapelo. Abbiamo parlato di fiori, abbiamo parlato di produzioni e mi faceva piacere che facessi uno spaccato, però ecco, noi te arrivi da uno dei posti più belli del mondo, perché parliamo di Liguria, quindi la mia terra, ma la riviera dei fiori, la terra dei fiori, Sanremo famosissima per i fiori. Cosa subiamo il nostro ospite di prima parlava dei fiori che arrivano dall'estero, delle importazioni. Ecco, come riusciamo a resistere da questa montagna, fammi dire, di fiori che arrivano dall'estero, soprattutto arrivano in Olanda e poi vengono commercializzate in tutta Europa? Esatto, hai detto benissimo, è un grandissimo problema. Andarlo a affrontare, secondo me, è una sfida che il governo deve compiere, proprio andando a mettere dei paletti, cioè non possiamo noi andare a non avere più produzioni sul nostro territorio. Mi viene in mente le rose, ad esempio, che vengono prodotte nell'immediato entroterra di Albenga, ma poi in tutta la riviera. Oramai i produttori di rose non ce n'è più, sono proprio ridotti a essere pochissimi. Perché? Perché le rose arrivano dalla Colombia, arrivano da paesi del mondo, di tutto il mondo, dove praticamente vengono utilizzati prodotti fitosanitari che in Italia non sono magari mai stati registrati, oppure da anni sono stati banditi, quindi non vengono più usati. E in più c'è una manodopera dove viene magari sottopagata, o sfruttamento anche di manodopera minorile, quindi ci troviamo per l'assurdo a giocare sullo stesso tavolo ma con regole diverse, quindi un prodotto che arriva a costi molto bassi proprio per questi motivi. Io sono contento che l'Italia abbia nel tempo attuato delle operazioni per arrivare al punto di avere un'agricoltura molto sana e molto pulita. È giusto avere una manodopera che venga pagata il giusto, però non possiamo poi dall'altra parte importare prodotti che arrivano da altre parti dove tutto questo non viene garantito né come salute né come rispetto per i lavoratori. Sì, signor Calleri, la devo interrompere un attimo, proseguiamo tra pochissimo, subito dopo la pausa pubblicitaria, la nostra chiacchierata, tra poco.
vantaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Sono Giovanna. Mondoflex. Alla Mondoflex sono arrivati i saldi con sconti fino al 60%, ma non solo per reti e materassi, ma anche per divani, letti, poltrone. Non perdete tempo, chi prima arriva meglio acquista, vi aspetto. A Triviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Briscia e Desenzano del Garda. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Un grosso abbraccio a tutti quanti da Nadine e Marcus Dardi. In esclusiva su RPL vi presentiamo Mangio, bevo e canto all'italiana, dove vi raccontiamo la storia della canzone italiana, dai Longobardi al 2000, insieme alla storia di alcuni piatti tipici italiani e di alcuni vini. Tutte le domeniche dalle ore 13:30. Buon ascolto su RPL. Allora, rieccoci carissime amiche e carissimi amici di RPL, con noi al telefono, oltre a Lorenzo Viviani, abbiamo il dottor Gerolamo Calleri, candidato sindaco di Albenga in provincia di Savona, nonché titolare di un'azienda floricola. Che fiori produce la sua azienda, dottor Calleri? Grazie per il dottore, ma anche meno, solo geometra. Ecco, benissimo. Anzi, mi definisco geometra contadino, quindi... Ecco, allora ancora meglio. Quali sono i fiori principali della sua azienda? Noi coltiviamo piante fiorite in vaso, quindi in inverno, autunno, quindi le stelle di Natale, poi per la primavera dalle calle colorate, margherite di Pladenia e basilico in vaso. Ecco, benissimo. Lorenzo, hai da chiedere qualcos'altro al tuo ospite, anche al nostro ospite? Volevo confermare, sono molto d'accordo con quello che ha detto Gerolamo prima, sul discorso delle importazioni, sul fatto che dobbiamo comunque avere degli standard qualitativi, pretendere sulle importazioni di standard qualitativi, e devo dire la verità, abbiamo inserito già un progetto di legge alla Camera proprio in cui si vanno a desecretare le importazioni dall'estero, insomma dobbiamo fare chiarezza su quello che arriva dall'estero, anche perché molte volte proprio anche sul discorso degli agrofarmaci, poi ne parleremo in dettaglio col prossimo ospite che è Marzio, sì, il mio collega alla Camera, quindi stiamo affrontando la mozione sui pesticidi che andrà in discussione questa settimana, però il discorso è proprio questo. Noi abbiamo noi usiamo con delle concentrazioni ben precise, utilizziamo tutti i prodotti fitosanitari in una certa maniera. Dobbiamo pensare che tutti questi prodotti che arrivano dall'estero poi vanno a finire magari nei pancali o vengono messi nel carrello poi vicino altre anche magari alimenti, quindi insomma non è solamente una cosa, è proprio un fatto di salubrità dell'ambiente, salubrità e soprattutto di salute umana, quindi su tutte cose quindi lo Stato deve stare molto attento, è per questo che dobbiamo mettere mano al discorso delle importazioni. No, io ho una domanda che ti volevo fare, Gerolamo, ecco, ma la tipicità, abbiamo parlato prima di Sicilia e Liguria, a parte il nostro basilico e insomma tutte le varie culture di cui siamo fieri, ma ecco il fiore all'occhiello, insomma, la nostra punta di diamante in Liguria, c'è qualcosa di caratteristico, speciale che viene prodotto e riusciamo a fare concorrenza e ci viene richiesto? Ecco, il valore aggiunto di fare fiori in Liguria, riusciamo a vendere, a dare qualcosa in più nel Made in Italy italiano? Sì, sai che cosa? In questo momento come fiore reciso che sta andando molto bene, per fortuna, perché poi alla fine dobbiamo cercare sempre di trovare una soluzione al problema e quindi inventandoci una coltivazione. Parlavamo prima, c'erano le rose, dove ci sono le rose c'è adesso le fronde recise oppure la coltivazione di ranuncolo, e il ranuncolo specialmente sulla zona di Sanremo viene molto apprezzato
perché arriva in un periodo dove da altre parti non è pronto, per cui arriva più tardi e riesce a collocarsi sul mercato ad un giusto prezzo e essere apprezzato veramente per la sua bellezza, per il suo colore, per la sua robustezza. Quindi per fortuna abbiamo ancora quelle cose che riescono a farci distinguere, poiché ci possiamo far distinguere sul mercato con un prodotto bello e un prodotto diverso dagli altri. Qual è l'altro fiore? Perché non si è sentito bene, oltre al ranuncolo io non ho capito. Le fronde recise, fronde verdi recise, vengono utilizzate nelle composizioni, quindi per completare composizioni, completare mazzi, e quindi queste sono dalla ginestra anche alla mimosa in questo periodo, ma soprattutto proprio il verde, che il nome può essere il rusco, la parvifolia, cioè tanti tipi di verde che viene utilizzato nelle composizioni e nei mazzi, dove praticamente la Liguria, ma un po' tutta la Liguria, perché sia anche il Finalese, ma anche l'entroterra di Albenga, come la zona verso Ventimiglia, sono molte coltivazioni di queste fronde che vengono poi esportate un po' in tutto il mondo. Certo. Poi Sanremo appunto è la città dei fiori, come tutta la Liguria. Lorenzo, io saluterei il nostro ospite. Tanto penso che lo rinviteremo, insomma, qualche volta, anche in vista della prossima campagna elettorale, anzi, sei già in campagna elettorale, comunque dovrei pagare segno e venire a parlare su Radio Padania, anche perché ricordiamolo che lui nasce anche dal mondo da posizione di dirigente nel mondo delle associazioni, quindi insomma una persona che a tutto campo merita di essere ascoltata nel campo agricolo. Grazie per essere con noi, Gerolamo. Grazie a tutti, grazie Lorenzo, ciao, buona giornata e a presto. Allora Lorenzo, caro, abbiamo ora un altro ospite, un amico di RPL. Quando io l'ho intervistato all'inizio ci ha subito detto della sua azienda di fiori, però chiediamolo meglio a lui. Abbiamo con noi il deputato della Lega, Marzio Liuni. Buongiorno Marzio, ciao. Buongiorno a tutti voi, ciao. Allora Marzio, è arrivato il momento di spiegarci bene di cosa tu ti occupi. Hai un'azienda, quali sono i fiori, le piante che coltivi? Io dunque ho due aziende, una che fa costruzione e manutenzione del verde. Benissimo. In Stampatello faccio il giardiniere, insomma. Ottimo. E l'altra che si occupa di vivaismo, faccio piante da siepe come lauro ceraso, fotigne, un pochino di piracanta e un po' di piante ad alto fusto. Ecco, sempre ornamentali da piantare nei giardini. Ecco, tutto questo dove? A Novara città. Quindi a Novara città hai questa azienda di fiori. Lorenzo, tu cosa vorresti chiedere al tuo amico e collega Marzio? Intanto lo saluto, penso che non sia ancora tornato, perché il nostro ospite d'onore, essendo insomma deputato della Lega, Marzio, che torna, oltre a avere tutti gli impegni, avere un'impresa, è anche commissario in Basilicata che andrà al voto a presto, quindi insomma è super impegnato, quindi tanto ti facciamo gli auguroni per il tuo lavoro. Per il discorso, quello che gli volevo chiedere a Marzio era questo, ma ecco, chiederlo più che altro aprire un ragionamento. Abbiamo parlato di fiori in questa trasmissione, abbiamo parlato dell'utilizzo di fitofarmaci, di come vengono utilizzati negli altri paesi. La prossima settimana avremo al Parlamento, discuteremo la mozione sui fitofarmaci, che uscirà nel calendario d'aula, non ci saranno ritardi, quindi insomma veramente rilancio a Marzio questo pensiero. Ecco, la Lega si pone veramente in maniera logica, scientifica, dalla parte di chi produce e chi produce bene, perché purtroppo, vedi Antonio, sul discorso pesticidi si fa sempre una gran confusione, o si parte in maniera intransigente pensando che non devono essere mai utilizzati, che siano negativi, oppure ci sono quelli che aprono le importazioni da paesi dove i pesticidi vengono utilizzati in maniera anche sugli alimenti, come il glifosato che viene utilizzato sul grano per l'essiccamento. Ecco, invece la posizione della Lega, quella farò dire che meglio da Marzio, è proprio quella di avere una posizione pragmatica dalla parte di chi produce e di chi produce bene. I fitofarmaci sono necessari, vanno utilizzati in modo e maniera giusta e come insomma da bugiardino, diciamo. Dici qualcosa a te, Marzio, su questa tematica? Sì, allora
Ciao Lorenzo, grazie dell'ottima presentazione, troppo buono. Dunque, per quanto riguarda le piante, voi dovete pensare che il florovivaismo rappresenta il 6-7% dell'agricoltura italiana, molto in espansione, anche se purtroppo nell'ultimo decennio sta attraversando una crisi pesante. Perché questa crisi? Con la crisi generalizzata le amministrazioni pubbliche hanno sempre meno soldi, per cui investono meno soldi nell'ambito del verde, nella riqualificazione delle aree, ristrutturazione delle aree, e chiaramente anche il privato, se mancano i soldini in casa, una tra le prime cose che vai a tagliare è il superfluo, per cui la pianta di geranii in più sul balcone, i fiori in casa, la ristrutturazione del proprio giardino. Abbiamo un comparto che comunque tiene botta, passatemi il termine, con il mercato estero, perché produciamo molto bene. Per quanto riguarda le piante ad alto fusto abbiamo ottime produzioni nel Mantovano, a Canneto sull'Olio specialmente. Per quanto riguarda le conifere, le piante in genere nel Pistoiese, come voi ben sapete, le aromatiche, le piante da orto in Liguria, nell'amata Liguria di Lorenzo, e per quanto riguarda il fiore reciso siamo molto avanti anche nella zona del sud, nella Puglia, nella Sicilia, per cui vedete che tutto il territorio italiano è interessato dall'agricoltura florovivaistica. Ripeto, un comparto che noi vogliamo aiutare. Nella legge di bilancio abbiamo inserito qualcosa che riguarda, perché è sempre lo stesso genere, per il recupero della legna. Abbiamo messo dei soldi proprio per aiutare, anche perché dopo il maltempo il Veneto ha battuto interi boschi, c'è un surplus di legna sul mercato, per cui per non creare dei gravi squilibri sui prezzi di mercato della legna abbiamo fatto questa prima iniziativa. Sto preparando anche una proposta di legge per una riforma sul florovivaismo che possa aiutare il comparto. Dobbiamo lavorare anche qua per il Made in Italy, perché molte delle produzioni che arrivano oggi in Italia arrivano dall'estero, perché un pochino anche per colpa nostra, perché non abbiamo piattaforme logistiche per il trasporto delle piante sul nostro territorio in maniera veloce. Banalizzo che faccio prima ad avere piante dall'Olanda o dal Belgio nel giro di 2 giorni che ne so, dal sud Italia o dal centro Italia. Certo. E questa è la colpa nostra, e qua la politica deve aiutare a creare le condizioni per avere delle piattaforme logistiche, non solo per quanto riguarda le piante, mi viene proprio da dire per quanto riguarda l'agricoltura in generale. Per esempio la Basilicata ha una carenza fortissima sotto questo aspetto, nonostante i prodotti fantastici della nostra terra, in quel caso della Basilicata. Certo. Già dici nostra terra, guarda, vedi ormai mi sono identificato, ormai guardati, ma ricordalo che forse su Radio ti mandano via dal Piemonte, Marzio. Ma mi hanno adottato, specialmente con l'amaro lucano mi hanno conquistato. Poi per quanto riguarda invece la mozione sui fitofarmaci, che pacchetto il mio amico Lorenzo che chiama pesticidi, sono dei farmaci a tutti gli effetti, sono dei farmaci per l'agricoltura. In questi ultimi 30 anni molto è stato fatto, anche noi in Italia prima ne facevamo un uso magari un po' sbagliato, esagerato. Molto è stato fatto, gli agricoltori sono stati formati moltissimo in questi anni, i controlli sono tanti. Chiaramente i prodotti che vengono usati oggi in agricoltura, come nel giardinaggio, nel florovivaismo, sono tutti prodotti autorizzati, bisogna avere uno specifico patentino per acquistarli e poterli usare, per cui nulla è lasciato più al caso. Benissimo. La ricerca sta portando avanti sempre più prodotti che facciano sempre meno male all'ambiente, questo fuori da ogni dubbio. Benissimo Marzio, noi ti salutiamo, grazie per questa testimonianza qui oggi. Non so cos'altro vuole chiederti il tuo amico. Un caro saluto, tanto ci vedremo presto lunedì, anche perché lunedì abbiamo un'altra bella sfida e lunedì da portare avanti. Lunedì avremo la discussione generale, la modifica della legge sulla relatore. Avremo le centrali del latte, che è una legge importantissima per i nostri territori, a prima firma del nostro capogruppo Riccardo Molinari. Quindi un'altra sfida, un altro tassello che mettiamo a posto per le battaglie storiche della Lega. Grazie Marzio.
Benissimo. Grazie a voi tutti, ciao Lorenzo, Ciao. arrivederci. Allora, Ciao, ciao. carissimo Lorenzo, io non potevo fare a meno di spostarmi, no, nella città di Milano per andare a trovare, insomma, un fioraio particolare. L'ho trovato, sono andato nel quartiere Piola, ho trovato un negozio che si chiama I Fiori di Riccardo Tasselli. Perché l'ho chiamato e l'ho invitato ad intervenire qua? Perché il signor Tasselli ha questo negozio dove produce i cosiddetti fiori stabilizzati. Cioè, che cosa sono i fiori stabilizzati? Lo chiediamo proprio a lui. Buongiorno Riccardo, ciao. Buongiorno, ciao a tutti, buongiorno. Cosa sono i fiori stabilizzati? Ecco, sì. I fiori stabilizzati sono dei fiori veri, innanzitutto, non artificiali, non finti, non di stoffa, non di plastica, ma sono esclusivamente fiori veri con i suoi colori originali. Sì, intanto io sto mandando, scusami Riccardo, sto mandando la foto di una rosa, no? Fresca, sì, che poi è stata stabilizzata così come si chiama. Prego. Cosa succede? Succede che mediante un procedimento a base di silicio vengono completamente deumidificati. Dopodiché vengono reidratati con una soluzione a base di glicerina. Il risultato finale è un fiore vero che senza bisogno di acqua rimane così come lo si vede per 5-6 anni. Ah, benissimo. Quindi dopo i 5-6 anni poi comincia normalmente ad appassirsi. Comincia un pochettino a degradarsi, che insomma una persona dopo un po' di tempo vengono le rughe e anche loro dopo un po' di tempo cominciano a essere un pochettino stanchi. Senti Riccardo, però insomma, sì, ma diciamo che fiori? Che non sono più composizioni di fiori, ma diventano dei veri e propri oggetti, soprammobili. Bene, che si prestano benissimo a dei regali, no? Ma che tipo di fiori possono prestarsi a questo procedimento? Allora, diciamo che il fiore che prende ottimamente il procedimento è solo ed esclusivamente la rosa. Ah, ok. Tutti gli altri fiori che vanno dal garofano al gladiolo, all'orchidea, alla ninfea, tutto quanto prendono lo stesso il procedimento, però assumono un aspetto alla fine del quale che sembrano più finti del finto. E allora non hanno un bel aspetto. Ecco. Sì. Diciamo che la rosa è identica, per riconoscerla uno te lo deve dire che è stabilizzata, se no non la Bravo, sì. Ma da quando ti occupi di questo I stabilizzati sono 25 anni. Ah, benissimo. Senti, invece Lorenzo, tu vuoi aggiungere qualcosa? Vuoi fare una domanda al nostro ospite? No, io solo un'osservazione. Intanto saluto il nostro ospite. L'osservazione è che è bello vedere queste nuove tecnologie, comunque queste tecnologie che servono anch'esse a valorizzare delle produzioni. Parliamo sempre di florovivaismo, quindi altri metodi, altri utilizzi, e sono tutti quei tasselli, tutte quelle insomma, quelle utility che sono necessarie per valorizzare i prodotti del nostro territorio. Io ringrazio il nostro ospite perché ha dato questo spaccato finale che ci voleva, insomma, era l'anello finale, cioè chi vende fiori, insomma il fioraio, non voglio sminuire, anzi. Qui ti posso interrompere e faccio una piccolissima precisazione. Ti spiego qual è la differenza tra fioraio e fiorista. Sì, prego. È la stessa che c'è tra giornalaio e giornalista. Ah, eccolo. Benissimo. Io sono un fiorista, non sono un fioraio. Ecco, benissimo. Perfetto. Grazie della precisazione. Io devo dire la verità, che io questa differenza lo sapevo. La colpa è di Antonio che quando ci sentiamo hai dato una presentazione diversa. La colpa questa volta qua te la devo dare a te, però perdonami. Dagli una pacca amorevole sulla nuca. Va bene, allora grazie mille a Riccardo Tasselli per essere stato qui con noi questa mattina, ci sentiamo prossimamente. Grazie mille. Lorenzo, quindi che ne pensi? Cioè i fiori vengono utilizzati ovunque, perché anche adesso che è periodo di carnevale, no? Devi sapere che i fiori vengono utilizzati anche sui carri. Certo, ma poi pensa alle infiorate, ma pensa
pensa quanto possiamo valorizzare anche questo comparto. Il nostro amico Marzio ce l'ha detto pochi minuti fa, il 6% del mondo agricolo, solo 6% del mondo agricolo. Pensate che una parte, parliamo di fiori non commestibili, quindi il 6%. Per l'agricoltura italiana è tantissimo, quindi insomma sono tutti quei vari aspetti che possono differenziare la nostra agricoltura, possono dare diverse fonti di reddito e sono da valorizzare. Mi è piaciuto, devo dire la verità, questa, ecco, diciamo dagli ascoltatori, perché questa puntata sui fiori è stata voluta portare avanti te, Antonio, quindi insomma grazie, perché ho imparato qualcosa anche oggi, perché nel campo, anche se sono tutti i giorni con Marzio, anche se condividiamo le battaglie sul mondo dell'agricoltura e quindi siamo H24 in contatto, non ero andato così nel dettaglio nel mondo del florovivaismo, quindi insomma una puntata che è stata anche una lezione per me e per il futuro, insomma, che dovrò affrontare in Commissione Agricoltura. Senti qua Lorenzo, quindi tu oggi sei in Veneto, poi ci rimarrai anche domani? No, io guarda, oggi sono in Veneto, perché abbiamo queste due marinerie, visiterò queste due marinerie. Qua è una zona meravigliosa, parliamo di allevamento di vongole, parliamo di vongolari, parliamo di allevamento di muscoli, parliamo di una terra ricca con tante tipologie di pesca, quindi questa giornata sarà dedicata interamente alla pesca, interamente ai problemi dei pescatori di questa zona. E domani si rientra a casa, perché domani dovrò curare un po', ti dico la verità, il territorio, perché noi a Spezia insomma facciamo i nostri gazetti settimanali e mi tirano le orecchie, perché vedi, il parlamentare della Lega può girare tutto il mondo, girare tutto il mondo per le varie tematiche, ma deve sempre dare un occhio al territorio, perché il territorio è quello che insomma è quello che ti dà l'energia ai militanti, alle persone, e quindi è fondamentale ritornare. E domenica mi toccherà vestirmi da Minion, penso, perché avrò il carnevale nella mia città e quindi dovrò fare l'autista del carro del carnevale vestito da Minion, quindi ti do questa esclusiva. Quindi questa esclusiva qua. Ti manderò una foto. Sai che il Minion, quello famoso che piaceva ai bambini, piccoli. Quindi avete questa tradizione, no? Sì, no, sarà il carnevale dei bambini e quindi insomma ci sarà un po' da divertirsi, è bello mettersi al servizio della comunità e mettersi al servizio insomma dei cittadini della tua città, insomma. Senti, la tua città, ripetiamo il nome, qual è? Io sono originario delle Cinque Terre e ne sono orgoglioso, perché è una terra di pescatori e di agricoltori, ma io sono di La Spezia, vivo a La Spezia, quindi insomma tu sei di La sono Spezia. uno spizzino. Senti, carissimo Lorenzo, però io ti volevo dare anche degli altri appuntamenti. Questa è una cosa che dovremmo fare sempre, no? Le sagre di fine febbraio, no? Ad esempio qui a Milano, sai cosa c'è? Domani, che è sabato e domenica, c'è il White Spirit Festival, cioè a Milano ospita nuove proposte e tradizioni consolidate dal mondo dei distillati bianchi. Capisci? C'è questo appuntamento all'Hotel Marriott alla scoperta di oltre 2000 etichette presenti all'evento. Poi c'è una fiera importantissima a Vercelli, penso che noi ne abbiamo parlato all'inizio sul riso, no? Da venerdì 22 a domenica 24 febbraio il riso è protagonista di questo evento di buon gusto e cultura della terra. Poi dalle tue parti, in Liguria, c'è l'Arte Choc, cioè 3 giorni di dolcezza che allietano i palati, sempre da venerdì 22 a domenica 24. Allora, te che sei goloso, devi venire in Liguria allora. Sì, devo venire in Liguria, sono stato quest'estate, a dirti la verità, prima che ci conoscessimo, perché c'è anche un bel mare favoloso. E senti, e poi carissimo Lorenzo, c'è la sagra della polenta Rencocciata, si chiama così, che è a Licenza, che è un paese in provincia di Roma. Questo domenica 24 febbraio. Gli amanti della polenta trovano proprio la sagra perfetta. Invece a Monopoli, in provincia di Bari, c'è il Festival del Cioccolato, sempre in questo weekend. Ti piace quindi questa altra rubrica in questa trasmissione? Fantastica. Ormai diventiamo veramente nazionali al 100%. Senti, guarda, tendo a sottolineare questo, no? Vedi, però ecco, ritornando sul discorso di Marzio, poi salutiamo i radioascoltatori. Il bello del nostro partito, avere delle persone che parlano di agricoltura, parlano di pesca, parlano di florovivaismo, parlamentari, persone che vanno a fare il commissario in regioni del sud come la Basilicata, regioni anche dove la Lega è, diciamo, sbarcata adesso, dove
quando ti parlano, io mi ha colpito, voglio ridire l'ascoltatore, ha detto la nostra terra, la mia terra. Questo vuol dire fare l'interesse del popolo e dei cittadini. Quando uno si radica e pensa di andare lì e di fare realmente l'interesse di quelle persone, vuol dire che ci mette il cuore, ci mette l'anima. Quindi farmi fare un complimentone a Marte, perché con quelle parole secondo me ha conquistato me, ma ha conquistato anche tanti radioascoltatori. Certo. Senti Lorenzo, poi decideremo di quale tema parlare la prossima settimana, anche in base agli eventi che ci sono in questi giorni, che riguardano appunto il mondo agricoltura. Io ti ringrazio per essere stato qui con noi oggi e con te ci risentiamo venerdì prossimo. Grazie a te per la puntata sui fiori, tendo a rimarcarlo perché oggi è stata una puntata che insomma è stata costruita, è stata la mente, sei stato tu al 100%. Ecco, ti ringrazio. Io ai fiori non avrei pensato, quindi insomma bravo Antonio. Va bene, grazie mille, ciao Lorenzo. Un saluto a te, ciao a tutti, buon weekend. Avete ascoltato Filo Diretto,